Noi non vogliamo essere percepiti come un ente distante dalla famiglia e dal cittadino e ci mettiamo a disposizione. Per questo nasce questo innovativo protocollo di intesa. Una procedura unica, come unica sarà anche la sede delle verifiche. D'ora in poi per alcune categorie di utenti il riconoscimento dello stato di invalidità civile sarà più snello e più rapido. Lo stabilisce il protocollo sottoscritto a Treviso tra INPS e azienda sanitaria, circa 5.500 i trevigiani che potranno beneficiarne. Aiuta gli utenti a ridurre i tempi, aiuta gli utenti ad avere una garanzia che quando la commissione si è trovata quello poi è l'esito della certificazione, aiuta gli utenti nel ridurre i tempi ed avere quindi prestazioni, dispositivi o altre cose in modo molto più veloce. Quindi è veramente una sinergia importante tra noi e l'INPS. Il fatto che un paziente oncologico venga trattato immediatamente da una commissione congiunta dà la possibilità ai familiari e a lui di avere una serie di prestazioni immediatamente. Le visite saranno effettuate in un unico ambulatorio da personale sia dell'USL che dell'INPS. Nella prima fase del progetto saranno riservate a utenti che oltre allo stato di invalidità e di handicap chiedono 4,76% della popolazione trevigiana, 4,76% di invalidi civili su una popolazione è la percentuale più bassa d'Italia. Quindi ho voluto venire qua anche a riconoscere questo grande lavoro che fanno le istituzioni pubbliche e grande segnale di civiltà che danno i veneti. Ancora una volta essere i primi per minori invalidi civili in un contesto nel quale potrei dire si lavora, ci si muove, insomma c'è molta attività, per cui bene, bene.